Lo hanno notato quando è sceso alla stazione perché lo hanno visto dirigersi verso le note vie dello spaccio. Lo hanno tenuto d'occhio, ma per entrare in azione hanno atteso che tornasse alla ferrovia. E così è stato, e dopo soltanto poco tempo, circa un quarto d'ora. Avevano deciso di attenderlo in stazione perché probabilmente immaginavano fosse solamente uno degli acquirenti tipici per un consumo personale. Ed è stato a quel punto che gli agenti della Polfer sono entrati in azione e Davide Pitter, 44 anni, veneziano, secondo gli investigatori è diventato troppo nervoso. Malauguratamente per lui però aveva 10 grammi di cocaina e altrettanta sostanza da taglio con la quale poi questa stessa avrebbe prodotto ben più bustine, insomma, da spacciare poi al dettaglio. Per Pitter scatta l'arresto, avrebbe anche un precedente specifico in tema di stupefacenti. Racconta alla polizia di non avere lavoro in questo periodo, ma di fare saltuariamente il DJ in discoteca. Si è presentato come una persona che in questo momento ha problemi di lavoro, quindi è un disoccupato, e sbarca il lunario facendo il DJ in nero in varie discoteche del Veneto. Insomma, un lavoro occasionale con cui forse, oltre alla musica, era disposto a somministrare anche qualcosa di ben più eccitante.